Scatman's World. Con il commento Vai Fury. Prima gara del mondiale Australia, campione del mondo Rosbiff, seconda stagione, tappa 1, Australia. Devo subito buttarmi e rischiarla. Grandissimo. Però chiaramente la macchina ha slittato un po', sono quinto, comunque 5 posizioni guadagnate. Anche Alonso superato. E adesso le solite Mercedes della minchia. Mamma che due maroni. Ho paura che se voglio vincere devo andare in Mercedes. Tanto perché me ne levo una dei coglioni. In primis. Se le Mercedes se ne vanno via subito. Perché se partono con una doppietta. Taglio curva. Scusate fioi. Sono un po' nervoso perché vedermi ancora la Mercedes prima mi spacca i maroni. Sgommatona della vita. Hülkenberg al terzo posto, al quarto posto. Messo un ritiro comunque. Prime curve passate bene dai piloti. E taglio curva ancora, però basta, madonna. Calma, come ho cominciato questa seconda stagione male, nel senso troppo nervoso. Capisco che le Mercedes è frustrante vederle sempre prima, ma calma, c'è tempo. E le qualifiche devo migliorare. Finché faccio delle qualifiche così non riuscirò mai a portare a casa il risultato. È là che devo migliorare tanto. Però siamo ancora vicini, fortunatamente si stanno un po' rallentando perché sono in battaglia. Dai fioi. Mamma mia, sto rischiando tutto per non perdere terreno. Ancora più veloce, teniamo ancora più veloce per un pochettino. Dai, tiriamo sta Ferrari. Dopo il secondo posto della stagione scorsa voglio vincere. Dai fioi, dai. Mamma mia. Errori su errori. Bruttissimo inizio di mondiale, ma veramente brutto. Questa che è la mia gara, non riesco a fare niente, anzi rischio anche di andare fuori perché l'angoscia di perdere il terreno dalle Mercedes mi fa tagliare le curve. Vabbè. Tocca anche abbassare chiaramente. Vabbè. Male. L'uso del DRS è stato autorizzato. Potrai attivarlo quando si verificheranno le condizioni necessarie. Ho già 2 secondi di ritardo, cazzo. Non posso andare a sbattere tutte e due ste merde, no? Non c'è questa speranza. Dai, concentration please. Concentration. Niente da fare, mamma, stavo rischiando ancora. Cosa devo fare per superare questi stronzi, madonna? 1,8, ho recuperato qualcosina. Bravi, dai. Dai, come con il cuore si vincono le gare. Non ho ancora perso tanto, però le Ferrari sono molto più deboli rispetto alle Mercedes, mamma mia. Vabbè, però non è possibile, oh. Non riesco a fare un cazzo di giro pulito, non ce la faccio proprio. Proprio non ce la fa. Qua viene fuori lo spirito gondolaro veneziano. Devono fare Gondola Simulator, altro che fa F1.
niente, siamo molto distanti. Fortunatamente non stiamo, cioè, siamo tranquilli dietro. Dovrebbe rientrare per sostituire i pneumatici entro i prossimi 4 giri. Adesso mi dà chiaramente taglio curva e va a cagare. Allora Vaffenbroden. Niente, non riesco troppo ragazzi, ho bisogno del vostro supporto, della vostra tranquillità, perché io proprio non ce la faccio più a vedere le Mercedes davanti. Proprio una cosa che è di un fastidioso inaccettabile. Sono là, ne perdo, ne guadagno in questo momento. Cerca di recuperare terreno sul pilota che ti precede. Al momento il distacco è di 2 secondi. Io lo so, merdazzi. Dai, dai. Dai, fioi. Dai, fioi, dai. Ok, stanno che battagliando, è stato un giro già un pochettino più ordinato, insomma, un giro un po' più ordinato, mettiamola così. Però siamo ancora molto molto indietro. Vai ragazzi, prossimo giro ai box. Ai box Hamilton per il momento. Un solo ritiro, penso, nelle retrovie perché non ho avuto nessun problema né bandiere gialle né niente di niente. Gara tranquilla, ma insomma sono un po' in ansia perché mi rendo proprio conto che non c'è verso di levare lo strapotere Mercedes in questa stagione partita così. Dominio puro. Dominio puro. La vettura alle tue spalle di un solo secondo, fai attenzione. Le gomme sono messe abbastanza male. Andiamo ai box, 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 box. Mancano 20 laps remaining in un inglese perfetto. Qua ho rischiato. Torre sulla massima potenza, sto cercando di raggiungerti. Dai fioi. Ok. Box, box, box. Ok, vai di pit. Carburante basso. E ok. Rosberg è appena uscito. Bravi. Hamilton torna davanti, ma era abbastanza scontata la cosa. All'uscita della pit lane c'è traffico, Ok. fai attenzione. Alonso in prima posizione. Bravo Alfonsino. Ma è chiaro che deve ancora andare ai box. Ora puoi accelerare, ma ricorda che i pneumatici devono raggiungere la temperatura ideale. Sto che mettere il carburante un attimo basso perché sono stufo di vedere meno un giro. E taglio curva. Fancolizzatevi. Perez ti segue come un'ombra, fai attenzione. Faccia attenzione, fanculizzati amore. Dai, devo tornare assolutamente al terzo posto. Dai comandone, dai comandone. Merda. Ok. Alonso non è ancora ai box? Sì, Alonso è ai box. Ma è già uscito?
Ah. Ai ai ai, Alonso tranquillamente davanti a me. No, ho perso il podio. Vai, come? Vado lungo, vado lungo, vado lungo. Alonso se la riprende. Alonso se l'ha ripresa e mo so cazzi. Carburante normale. Alonso è di nuovo davanti, ma porca puttana, Alonso mi ha superato ai box. Forse non devo mettere il carburante in quel momento basso, però... Ma... E taglio curva dove? Adesso sono nervoso, però calma, calma, non per i coglioni, adesso taglio curva proprio non mi va. Mamma mia, quanto vorrei togliere il taglio curva in penalità, porca puttana. È bellissimo. Alonso purtroppo se ne sta andando, io mi sto innervosendo. Perdiamo anche il podio, evviva! Perdiamo anche il podio cumendiano. Non ne sta andando una giusta qui in Australia. Devo assolutamente migliorare le qualifiche, ragazzi, altrimenti sarà veramente, veramente dura. Carburante elevato e me ne frego. Devo spingere come un forsennato. Dai fioi, dai fioi. Dio santo. Ti conviene passare a una modalità carburante di livello inferiore o resterai a secco prima di concludere la corsa. Non mi interessa, devo prendere Alonso. Devo prendere Alfonso a tutti i costi. Niente, non ce la faccio. Sembra neanche la miscela turbo del cool. Che delusione però, che delusione ragazzi. Il distacco dalla vettura che ti precede è di circa 2 secondi. Grande delusione. Neanche a podio in una gara dove di solito vinco sempre. Proprio non ci siamo ragazzi. Non ci siamo proprio purtroppo. Male, male, male. Non so se riusciamo a fare almeno un bel giro. Fernando è il pilota più veloce in pista. O Alonso ha le gomme diverse dalle mie, ma... Boh. Male, male. Mamma mia ragazzi, siamo terzi perché anche i box Hamilton, ma... Gara proprio malissimo. Ti aspettiamo, rientra ai box Sotto tutti i punti di vista, brutta, brutta, brutta gara. Non me l'aspettavo così. secondi sulla vettura che ti segue. E invece siamo molto lontani Offrire opportunità di sorpasso. dalla competitività. Comunque dalla prossima gara penso che tornerò al 25% e farò vedere più gara perché così dopo un po' mi spacco i coglioni, perché vedere sta Mercedes così io che non riesco a livello esperto a imporre ritmo neanche a Melbourne, solo in poche gare fino all'altro anno non ce l'ho fatta. Vabbè, andiamo ai box e la prossima gara torniamo al 25%. Siamo ai box. Totò. Dai, veloce. Non dare gas, non dare gas. Mi ci hanno superato in due, ma Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. carburante normale, attenzione, Perez, no, Perez penso, se Hülkenberg ce l'ho dietro. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare. Infatti siamo tra le due Force India. Vabbè. Diciamo che è stata una gara un po' così. Mi aspettavo cose, fuoco e fiamme in Australia, la prima gara della seconda stagione, dopo il secondo posto come indiano dell'altro anno invece. Solo delusioni fino a questo momento.
Ok, non ho più soste da fare. Cerchiamo di tenerci il quarto posto almeno, è l'unica. Sembra che la vettura che ti precede abbia impostato il motore sulla potenza standard. Ecco Perez effettua il sorpasso. Ma stai zitto, ingegnere, e dammi una macchina più veloce. Ora freni e pneumatici sono in temperatura. Super giro record di Gigi Hamilton. Vediamo che i box. Solo una. Siamo sesti. Bene, abbiamo guadagnato una posizione rispetto alle nostre aspettative. Continua a spingere. Io spingo anche vecchio, ma spero di non arrivare sesto perché sennò veramente mi gira il cazzo, C'è Alonso al quinto posto. Comincio a pensare che che il sesto posto sia nella mia posizione finale. No, fiori. Ve prego. Cioè, cominciare come l'anno scorso. No, cazzo. Dai, ma... È inaccettabile. È tutto così tremendamente inaccettabile. Dai, come spingi sto catorcio infernale. Alonso è quinto. Ok, c'è Vettel. Addio. Ok, due macchine in box, ok, torniamo quarti. Si torna al quarto posto. Ragazzi, mancano 2 giri, veramente gara ignobile, Fai attenzione alla vettura Oh, dietro di te, a solo un ciao. secondo di distanza. Potrebbe cercare di sorpassarti azionando il Gara proprio freno. del cacchius. Purtroppo non siamo riusciti a fare niente di buono. Quarto posto, addirittura ho perso una posizione perché ero terzo, ma ho perso ai box la posizione, non sono più riuscito a prendere neanche Alonso, male veramente. Molto male, veramente è come si dice, riordinare le idee e fare meglio già a Sepang perché se no il mondiale non può arrivare. Fai attenzione alla vettura alle tue spalle, a solo 2 secondi di svantaggio. Se Ma stai commetti un zitto, errore, porco. potrebbe provare a sorpassarti. Comunque la Ferrari è più debole della Mercedes e della Red Bull, non c'è niente da fare. Super giro record di Rosberg, oggi ho girato proprio lento, male, male, male. Non è proprio una gran Ferrari, non è un gran commendone. Molto molto male. Infatti il commendone lo vediamo già dentro il suo casco che è triste. Voleva vincere qua a Melbourne, fare i primi 25 punti, invece è addirittura fuori dal podio. E inizia il final lap. Final lap come indiano. Vabbè, ormai vai, spacchiamo il cambio, spacchiamo tutto. Va a vincere Nicolino, il campione del mondo in carica, va a vincere. Ricomincia alla grande Nicolino. Già a Sepang dobbiamo svegliarci, altrimenti so cazzi.
Mamma mia, che delusione, fioi, che delusione. Pastor Maldonado. Oddio, vado lungo per fare il doppiato. Mamma mia. Quarto posto, amarissimo ragazzi, amarissimo. Dovevamo carburare, dovevamo lottare, dovevamo svegliarci, fioi. Il Cume esulta, ma c'è poco da esultare. Ah, Dio mio. Vince Hamilton, doppietta Mercedes. I tuoi primi punti nel campionato. Ritiri su Till e Massa. Classifica piloti, vabbè, e costruttori, così, raga, un saluto dal Comendone veneziano, ci becchiamo sempre. Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.